C'è un artista udinese che in Friuli abbiamo praticamente dimenticato. Eppure, nonostante sia vissuto solo 57 anni, Carlo Cossio è stato per decenni il più prolifico fumettista italiano ed è stato un'autentica celebrità nel suo campo. Ancora giovanissimo si specializzò in decorazioni di chiese a Udine. Poi, alla metà degli anni '20, si trasferì a Milano, dove lavorò come decoratore, diede vita al gruppo artistico Bohemien e frequentò la scuola superiore di arte applicata all'industria. Risale al 1928 il suo primo lavoro a fumetti, Le avventure aviatorie di un balillino. Nel 1931 lui seguì un corso di tecnica cinematografica a Parigi e, rientrato dopo qualche tempo a Milano, fondò col fratello Vittorio la Million Film. I due, Carlo e Vittorio, furono dunque pionieri sia del cinema di animazione che del fumetto in Italia. E poi collaborò con il grande Bruno Munari, peraltro suo coetaneo. Anche un terzo fratello, Gino, il più piccolo, fu un apprezzato disegnatore. Negli anni 30 Carlo Cossio realizzò parodie di film celebri e collaborò a pubblicazioni quali Il supplemento al giornale Topolino, Il giornale di Cino e Franco o Il Saladino. Ricordiamo anche la sua produzione a fumetti di Pinocchio e, sul settimanale omonimo, la serie di Alaska Gin, poi continuata sui giornali per ragazzi Jumbo e L'Audace. E proprio su quest'ultimo esordì il suo Dick Fulmine, che riscosse fra il 1938 e il 1955 un clamoroso successo. Incarnazione del mito del gigante buono Primo Carnera, Dick Fulmine fu il primo vero supereroe del fumetto italiano. Ispirato ai gialli statunitensi, subì le censure fasciste e nel ventennio l'editore, su pressione di Mussolini, dovette modificare tanto le sceneggiature quanto le caratteristiche grafiche e la fisionomia del personaggio, rispettando i canoni imposti dal regime e producendo di fatto un surrogato degli eroi polizieschi americani. Definito l'alter ego italiano di Superman, Dick Fulmine ne fu in realtà il precursore, essendo nato, diciamo così, qualche mese prima. Prima della guerra Carlo disegnò altri personaggi, ad esempio Maciste, sceneggiato al pari di Dick Fulmine da Vincenzo Baggioli, e il pugile dal pugno di ferro Furio Almirante, che fra il 1940 e il 1964 fu una punta di diamante delle edizioni Audace prima e delle edizioni Araldo poi. Queste case editrici erano antesignane della Sergio Bonelli Editore, che tutti conosciamo per Tex, Zagor, Dylan Dog e altre testate storiche. A Furio lavorò anche Vittorio Cossio, il quale, fra le altre cose, collaborò con Rin Tin e Rusty, Jumbo e altri fumetti, disegnando poi i Tre Moschettieri e il Corriere dei Piccoli, mentre il suo soggetto più famoso fu Raff Pugno d'Acciaio. Tornando a Carlo Cossio, nell'immediato dopoguerra egli realizzò le avventure di Ciclone, Tanks l'uomo d'acciaio e altri eroi di carta, in particolare dal 1948 Kansas Kid, su testi di Angelo Saccarello, e vi collaborò anche Gino Cossio. Disegnò inoltre storie di Jim Toro del 1949, ideato da Andrea Lavezzolo e Edgardo Dell'Acqua, e tra gli ultimi lavori fatti prima di lasciarci un albo di Colosso 1964-66, frutto dell'inventiva di Mario Faustinelli e Carlo Porciani, che assieme a Dick Fulmine e altri personaggi simili fu una sorta di antesignano di Bud Spencer. Ma l'altro principale successo di Carlo, assieme a Dick Fulmine, è la lunga saga di Buffalo Bill, con una sola F, e si pronunciava proprio Bufalo. Farà così anche Francesco De Gregori nella canzone del 1976 che tutti ricordiamo. Questa serie di Buffalo Bill fu disegnata negli anni 50 e sceneggiata da Luigi Grecchi per una storica rivista di fumetti dell'editrice Universo. Mi riferisco a L'Intrepido. A Buffalo Bill Carlo Cossio si dedicò fino agli ultimi giorni, almeno finché ne fu in grado.